Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì e come ogni settimana sono qui con voi col caffè pronto per preparare una ricetta semplice sperando di rallegrare un pochino gli animi, visto che il clima non è un granché. Però allo stesso tempo io ricordo che quando eravamo bambini con le nostre nonne si preparava in anticipo tante volte il presepio e l'albero di Natale. Credo che fare l'albero o il presepio in anticipo sia un modo anche per evadere da questa realtà che ci soffoca da ormai 10 mesi. Speriamo veramente che con l'arrivo dei vaccini la situazione cambi e speriamo che molte persone che in questo momento si trovano in difficoltà possano trovare guarigione e uscire dagli ospedali. Questo è quello che mi sento di dire. E poi cambiamo discorso, veniamo a noi, alle nostre ricette. Io ricordo che mia nonna Angela, si chiamava Angela, una delle mie nonne, quella che cucinava di più, quella di cui vi parlavo la scorsa volta, mentre l'altra si chiamava Anita, un bellissimo nome. Mia nonna Angela faceva fra le varie cose degli involtini con la mortadella. Oggi ve li voglio far assaggiare. Allora, per iniziare vi parlo degli ingredienti. Ed ecco gli ingredienti della ricetta di oggi: 6-7 fette di mortadella tagliata sottile, olive nere, formaggio, io in questo caso ho scelto il formaggio feta, 2 uova, sale e pan grattato. Innanzitutto comincio a sbriciolare il formaggio in modo da creare, ecco qua con la forchetta, come vedete, l'impasto che andrò a mettere negli involtini. Una volta schiacciato il formaggio, taglio finemente le olive nere, le taglio a fettine e le mescolo al formaggio fetta in questo modo. Ho fatto il ripieno per i nostri involtini con formaggio e olive, casomai posso aggiungere un goccino d'olio, dopodiché sbatto le uova, aggiungo un pizzico di sale e comincio a farcire gli involtini di mortadella in questo modo. Aiutatevi con le mani, possibilmente pulite, e adagiate un po' di ripieno nella fetta di mortadella che poi andate a chiudere piano piano in questo modo. In questo modo create un fagottino che andate a passare prima nell'uovo, poi nel pan grattato, in questo modo, poi di nuovo nell'uovo e nuovamente nel pan grattato un paio di volte. E nell'olio bollente facciamo friggere i nostri involtini di mortadella. E una volta che gli involtini sono cotti, li adagiamo su una carta del pane, proprio come facevano le nostre nonne. Ed ecco che anche questa settimana la nostra ricetta è pronta.
un piatto veramente antico, lo ricordo perché lo faceva la mia nonna, poi non ricordo perfettamente che tipo di formaggio ci mettesse all'interno, credo lo facesse con tutti gli avanzi, fra virgolette, che c'erano in frigo. Allora ricapitoliamo, abbiamo usato delle fette di mortadella tagliate sottili. Se è mortadella coi pistacchi è molto meglio perché dà un pizzico di gusto. Per il ripieno abbiamo usato del formaggio fetta e delle olive nere tagliuzzate a pezzettini. Un pizzico di sale. È un piatto povero, un piatto modesto che potete fare con la mortadella e con qualcosa che avete già in frigo. I vostri bambini saranno felici e noi adulti saremo più felici di loro. Cari amici, cari amiche, io vi saluto su questo piatto succulento, un profumo veramente unico. Vi auguro buon appetito, vi auguro buona settimana col morale, anche se siamo un pochino tutti sottotono, e questo credo che non si possa nascondere, credo che in qualche modo traspaia, ma noi siamo forti e andiamo sempre avanti, e proprio per questo ci coccoliamo con delle cose che forse non saranno queste ricette proprio amiche dei trigliceridi, però vabbè, in qualche modo faremo. Un abbraccio, un abbraccione a tutti dal vostro Cesare, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!